Alberto Maschio, all'8 di aprile la situazione sta ancora evolvendo, evolverà ulteriormente, voi cosa state programmando nel frattempo? La situazione è sostanzialmente in continuo aggiornamento e quindi interpretiamo al meglio quello che succede quotidianamente e cerchiamo di programmare e prepararci. In questo momento noi stiamo proseguendo l'attività, oltre che l'attività di lobbying ovviamente come associazione, ma soprattutto quella formativa e informativa nei confronti dei soci, e devo dire in questo momento non solo dei soci, perché crediamo che l'associazione deve essere a disposizione di tutto il territorio in questo caso. Abbiamo in preventivo già programmato e calendarizzato per il giorno 16 un altro webinar che segue quelli che abbiamo già tenuto negli ultimi giorni, nel quale affronteremo il day after sostanzialmente, quindi una visione su quello che sarà il turismo del giorno dopo, quindi da quando ci toglieremo questo incubo dalla testa, che sicuramente sarà un turismo diverso, e affronteremo anche un tema sanitario che è sicuramente importante. Abbiamo pensato, visto anche il recente incarico, di allargarla a tutta la costa veneta, quindi sarà un appuntamento rivolto a tutti gli operatori del settore alberghiero di tutta la costa veneta. Abbiamo già chiesto la partecipazione dell'assessore al turismo Caner, ci sarà Antonio Preiti, che è un visionario in ambito turistico, abbiamo chiesto la partecipazione per affrontare il tema sanitario, che in questo momento è assai caro a tutti i colleghi e a tutti gli associati e non, quindi abbiamo chiesto l'intervento del direttore generale Carlo Bramezza, e abbiamo fatto un invito anche al nostro governatore Zaia, che spero ci regalerà un saluto e una nota di positività come sa sempre fare. Citando solo alcune delle tematiche che toccherete all'interno del webinar, quali saranno le problematiche più stringenti? Sicuramente una delle domande che più spesso ci viene posta è quella: ma mi conviene aprire o no? Allora, questa è una risposta che ognuno deve dare al proprio interno, chiaramente non siamo noi a dover dare questa risposta, e dovrà farlo però, ed è questo uno dei focus che tratteremo nel 16, dovrà farlo sulla base di numeri, di dati, su quello che è la propria azienda, perché ogni azienda è diversa, ha dei costi e delle caratteristiche diverse. Noi in questo caso, sulla base dei numeri che abbiamo, siamo chiaramente molto preoccupati, perché temiamo che la stagione sia fin troppo sottotono per garantire la sostenibilità delle nostre aziende. Speriamo di essere smentiti chiaramente, ma ci baseremo sui numeri. Quindi questa è una delle domande. L'altro aspetto è a che condizioni potremo aprire, perché ovviamente l'aspetto sanitario sarà prioritario, quindi la tutela dei nostri collaboratori, la tutela nostra, ma soprattutto la tutela dell'ospite sarà al centro della possibile riapertura, quindi le condizioni in tal senso sono importanti. Ecco perché la presenza del dottor Bramezza all'interno di questo webinar è fondamentale, per cercare di rassicurare in un momento in cui non abbiamo ancora indubbiamente risposte chiare, perché ci auguriamo ci sarà un protocollo ministeriale a dettare parte di queste risposte, però iniziare a tracciare una linea credo sia importante. Normalmente in questo periodo si sente, come cita un nostro consigliere, il rumore delle idropulitrici in giro per Jesolo, no? Che preparano le strutture degli alberghi per l'apertura in vista di Pasqua. Il silenzio di questi ultimi giorni di sicuro non ci piace, ci manca quel via vai, quel fermento di una località che si prepara ad una stagione.